Buongiorno a tutti ragazzi, altra scoperta fatta in ambito astronomico. In effetti Saturno da pochi giorni è stata fatta questa grandissima scoperta a 20 nuove lune. Questa scoperta è stata verificata dal Minor Planet Center dell'Unione Astronomica Internazionale. Il pianeta ha complessivamente, ragazzi, ben 82 lune e quindi ha superato il famoso record di Giove che in realtà ne ha 79. Quindi il risultato è grazie a un gruppo della Carnegie Institution for Science di Washington, guidato da Scott Shepard. Quindi queste, diciamo, nuove lune sono più o meno hanno un diametro di 5 km e 17 di esse orbitano in senso opposto rispetto alla rotazione del pianeta sul proprio asse, quindi hanno, diciamo, un'orbita retrograda. Ciao avvocatella. Quindi è una di esse è la luna più lontana mai vista intorno a Saturno, quindi una nuova scoperta, ragazzi. Come sempre è stato possibile grazie al telescopio Subaru che fa parte dell'osservatorio di Mauna Kea alle Hawaii, quindi l'osservatorio quello delle Hawaii, quindi è uno dei più grandi telescopi al mondo, quindi è anche normale che siano riusciti a fare questa grande scoperta, anche perché questo telescopio è uno dei più grandi, diciamo, al mondo e quindi gode di... Sì, sì, ogni giorno una nuova notizia strana, quindi adesso pensa stavano 20 lune e nessuno mai fino ad oggi le aveva scoperte, anche perché comunque fuori lì ci sta Hubble, quindi non è che ci sta solo, stanno tanti telescopi situati sia sulla Terra che nello spazio, quindi in effetti l'ha scoperto uno che sta sulla Terra, diciamo quello dell'osservatorio alle Hawaii, quindi in effetti c'è ancora secondo me tanto da scoprire perché qua giorno dopo giorno escono sempre notizie nuove, quindi non vedere 20 lune mi sembra un po' una cosa non normale, cioè con i mezzi che hanno, cioè con la visione di telescopi professionali, non di telecamere tipo cellulari oppure telescopi di 2-3 mila euro, là si parla di telescopi di miliardi di euro, quindi lascio immaginare che si debba vedere abbastanza chiaro, anche se è da premettere che l'universo è troppo, quindi mai nessun telescopio al mondo potrebbe arrivare ai confini dell'universo, quindi partiamo da questo presupposto, che è una cosa impossibile, però siccome Saturno è vicino, credo che potevano benissimamente fare questa scoperta già molto tempo fa, non stiamo parlando di anni luce, ma semplicemente di Saturno. Quindi diciamo che bisogna osservare bene, quindi in effetti ci sono sempre state queste 20 lune, solo adesso però sappiamo che ci sono. Ma non lo so se le notizie le dicono quando... Può essere pure che lo sapevano e poi lo dicono man mano. Quindi tengono nascoste tante cose e poi un po' alla volta te le dicono. Quindi è come il famoso complotto che io penso è fatto degli alieni. Quando io ieri ho fatto il video di quel scienziato della NASA, anzi capo della NASA, Jim Green, che ha detto che l'uomo non è pronto ancora per avere questo impatto con una vita aliena, quindi non siamo pronti ad accettare che al di fuori di noi fare tac, ok, avvocate, non siamo ancora pronti, ciao avvocate, per capire altre cose, quindi loro hanno paura, come ho detto nel video di ieri, che ci sia un, diciamo, non, diciamo, hanno paura di un'isteria di massa, va, diciamo così, che la gente chissà che cosa penserà, quindi diciamo in effetti che loro stanno non è che si consultano solo scienziati, ufologi o altro, ma anche psicologi, psichiatri, quindi per vedere se una notizia può portare a un'isteria di massa, quindi
cosa potrebbe provocare se io domani mattina dico sì, ci sono 10 forme aliene nell'universo, noi sappiamo quante ne sono, dove stanno e non so la reazione poi della popolazione mondiale quale sarebbe. Quindi diciamo, da una parte hanno ragione, da una parte però ci sta quelli come noi, che a me anche se domani dicono ci sono gli alieni, a me sinceramente non me ne importa proprio, quindi non è che mi faccio la domanda perché o come. Dico è normale, tutti sti pianeti qua fuori, mica mi pensavo che stavo solo io. Però ci sta pure che chi incomincia a dire allora Dio non esiste, allora gli extraterrestri ci hanno creato a noi, allora dopo la morte non ci sta più nulla, quindi questa è la paura che loro secondo me hanno, che improvvisamente come un crollo di tutte le religioni, capisci? Secondo me dare una notizia così domani mattina è come dare un crollo a tutte le religioni. Quindi immagina tutti questi cattolici, musulmani, testimoni di Geova, che domani arrivano gli alieni e si fanno vedere, cioè incominciano a pensare a loro, Dio non ci sta, allora a noi chi ci ha creato gli alieni? Allora pure noi siamo extraterrestri. Quindi diciamo che loro studiano anche il comportamento. Può darsi pure che sia la Chiesa che lo proibisce, però capisci che perché loro forse si mantengono. Anche perché giustamente dare una notizia così sarebbe un po' troppo per le persone. Quindi secondo me ci stanno, vedi, un po' alla volta e oggi vediamo un UFO e domani vediamo un altro UFO e domani due UFO. Quindi mi pare che ci stanno portando col cucchiaino, sai, un po' alla volta, un cucchiaino oggi, due cucchiaini, finché forse quando crederanno che noi siamo pronti ci daranno la famosa notizia. Quindi perlomeno credo che sia così. Anche perché quello che l'ha detto il capo proprio della NASA non è uno così. Lui ha detto, l'ha detto proprio chiaramente che molte persone non sarebbero pronte per queste notizie. Quindi già dire questa parola già è come se tu la fossi ammesso in effetti, quindi tu stai ammettendo che esiste la vita aliena, però non lo vuoi dire. Quindi dice il popolo non è ancora pronto. Quindi allora che cosa vuole significare queste parole? Che c'è qualcosa, solo che noi non siamo ancora pronti. Però la domanda è, allora ci sono? Perché tu dici che non siamo pronti, l'ha già confermato in realtà, solo che semplicemente te ne esci che noi non siamo ancora pronti ad avere questo impatto, non sa che questa notizia che impatto porterà sulla popolazione mondiale, gli psicologi, i psichiatri pensano che ci possa essere un'isteria di massa delle popolazioni, delle religioni, cioè in effetti hanno paura di quello che, ciao Maria, di quello che potrebbe succedere dopo. Quindi in effetti immagina un cattolico che è andato in chiesa per tanti anni e domani mattina ci dicono domani ci sono 10 forme aliene che vivono tra di noi, che stanno sempre qui sulla terra da quando stiamo noi e questo incomincia a farsi mille pensieri, allora siamo alieni, esiste Dio, chi ci ha creato a noi, quindi diciamo che incomincia un po' a vacillare la fede, diciamo così. Quindi incominciano tutte le religioni a farsi una ragione un po' in più. Se fino a ieri tutti quanti la fede, chi crede in Maometto, chi crede in Allah, chi crede in Geova, chi crede in Dio, diciamo ognuno induismo, buddismo, poi a un bel momento viene confermato che sulla Terra ci sono 10 forme aliene in mezzo a noi, che sono simili a noi solo che non si fanno vedere. Sarebbe una bella botta, eh? Non è una cosa che tu puoi dire così. Che poi incomincia pure io, ma pure io secondo me direi allora la Chiesa che cosa ha fatto? Esiste o non esiste? Sì, lo so che è il più grande osservatorio è della Chiesa, il famoso Lucifero, che hanno chiamato pure come a Lucifero, penso un po'. Lucifer. Che poi la cosa strana che io ho studiato è che questo grande telescopio astronomico
è usato per l'esobiologia. Per chi non sapesse questa parola, per la vita aliena. Significa esobiologia, vita extraterrestre. Quindi pensate un po', la NASA finanzia miliardi di euro per un telescopio per studiare l'esobiologia, cioè vita al di fuori del pianeta Terra. Pensate un poco, guarda caso. Io mi pensavo pure io all'inizio, ho detto vabbè, questo hanno messo il telescopio per paura degli asteroidi, allora se un asteroide ci arriva addosso, allora questa, io ero convintissimo ragazzi che questi avevano messo questo telescopio solo per paura di un impatto di un asteroide, del famoso Nibiru, tutte diciamo queste cose qua, Apophis e tutto questo via discorrendo. Poi vado a vedere bene sul sito, quello c'hanno proprio un sito, in effetti vaticano.com Lucifer, vado a vedere questo telescopio astronomico è solo per le osservazioni, per l'esobiologia, cioè vita al di fuori della Terra, cioè, ma a te che te ne importa, vorrei dire, tu non credi che ci sta altra vita al di fuori di noi, credi che ci ha fatto Dio, credi così, poi tu stesso apri un osservatorio per vedere forme di vita aliene, cioè è un po' ridicolo, anzi diciamo che sembrano darsi la zappa sui piedi stesso loro. Quindi che scopo hanno? Se tu non credi, perché tu vuoi fare questa... Cioè, in effetti è come se nel mare non ci sta nulla e io mi metto a fare un dirigibile per la vita marina. Ma se io so che lì non ci sta niente, io non lo faccio il dirigibile, che vado a vedere. Cioè, allora c'hanno i dubbi, oppure c'hanno realtà. Quindi, come ho detto io, ragazzi, che da sempre combatto con il fatto del regime religioso, a volte i cattolici sono un po' pesanti, perché anche io sono cattolico, partiamo da questa qua, però purtroppo loro credono in tutto quello che la Chiesa gli dice, questo è il problema loro. Io sono un cattolico, solo che certe cose che dice la Chiesa non vanno bene con la mia opinione. Quindi io mi dichiaro cattolico, però non a modo mio, perché sarebbe ridicolo, ma in certe cose la Chiesa ha commesso degli errori, quindi io mi definisco cattolico nel vero senso della parola, quindi non credo che la Chiesa di oggi sia attualmente quella di Gesù, di Dio, quindi io do questa conferma secondo il mio parere che la vera Chiesa di Dio non è quella che noi andiamo, il Vaticano, tutte le chiese, non è la vera Chiesa di Dio. Quindi diciamo che ci hanno mentito per tanti secoli e secoli e secoli. Quindi io a volte ho un dubbio che la Bibbia che abbiamo non sia quella originale in aramaico, cioè la vera che è stata tradotta e non è stata modificata col tempo. Quindi io ho pure questa paura qui che questo famoso libro che noi chiamiamo Bibbia non sia in realtà quella la vera. Quindi diciamo che ho molti dubbi su questa cosa qui. Anche perché quando qualcosa a loro non fa comodo, come il quinto Vangelo, quello dove San Tommaso di Dimo scrive le parole di Gesù vivente, quel Vangelo lì è stato dichiarato eretico, apocrifo, in poche parole non vero, non reale, non risalente a quell'epoca, l'hanno proprio plagiato in effetti, perché in quelle quattro parole, in 114 versetti, c'è un Gesù diverso da come lo hanno descritto loro, quindi non un Gesù come dicono loro, un Gesù proprio diverso, un Gesù che dice che non ci sta bisogno di un'istituzione per arrivare al Padre, per pregare il Padre e il Figlio. Un Gesù dove dice che per arrivare al Padre si può solo attraverso il Figlio. Quindi in effetti se accettassimo che quel Vangelo sia originale, dovremmo cancellare tutte le Madonne, tutti i santi, togliere tutte le chiese, togliere tutte le immagini, quindi fare un casino esagerato. E quindi alla Chiesa, giustamente ragazzi, non conviene. Quindi perciò che vogliamo dire di più? Tutti quanti i cattolici, quelli là più duri duri, no, ma quello ci sta l'intercessione, ma l'intercessione di che? No, perché quella è la mamma di Gesù, intercede attraverso il figlio,
Sulla Bibbia sta scritto che si arriva al Padre solo attraverso il Figlio. Sta scritto appunto e basta. Non mi venite a dire che è la mamma di Gesù, Padre Pio, San Francesco. No, si arriva al Padre solo attraverso il Figlio. Quindi non possiamo dire diversamente da questo. Quindi invece il cattolico che è stato inculcato per anni e anni dalla religione cattolica a questa forma, dice no, quello poi intercede. Ma scusami, una cosa proprio elementare, che non ci sia bisogno di essere un teologo. Se io ho la porta principale per arrivare da Dio, perché io devo aprire due porte prima, chiedere il favore a San Giuseppe, perché San Giuseppe si rivolga a Gesù, che Gesù si rivolga a Dio e Dio mi faccia la grazia. Ma scusate, io vado a pregare direttamente a Dio, perché devo fare tutto sto giro. Quindi qua non si tratta di essere teologi, ragazzi, qua si tratta di fare una minima osservazione. Che poi questa qua sta scritto sulla Bibbia, non è che ce l'ho scritto io, eh. Quindi lo sanno tutti che non si arriva al Padre se non attraverso il Figlio. Quindi non è che la Bibbia l'ho scritta io, però quel versetto l'ho scritto io. Se poi quel versetto non è vero, allora questo è un altro problema, ragazzi. Però se lo vogliamo interpretare è così. Quindi il prete o il Papa stesso non mi può dire che si deve pregare la Madonna perché la Madonna intercede attraverso il figlio, oppure il santo intercede attraverso Dio perché è una... Allora, ci sta, la Madonna è la mamma di Dio, ci sta. Il Papa Francesco, Papa Pio sono persone, ci sono, io non dico che sono persone fortunate che hanno avuto a contatto con Dio, sono fortunatissime, hanno avuto, diciamo, il dono di avere questa cosa di Dio, però non vanno pregati, ragazzi, come sempre dico, l'ho detto secondo me centinaia di volte, non possiamo cercare una grazia a loro perché la dobbiamo cercare a Dio, al Figlio. Oppure possiamo dirla a Gesù e Gesù la manderà al Padre. Quindi possiamo arrivare a Dio solo attraverso il Figlio. In effetti la Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono la stessa cosa. Quindi la gente cattolica, sai, quei cattolici che vanno a 40-50 anni, che vanno in chiesa, tutti convinti che pregano la Madonna, pregano i santi, fammi la mattina qua. Io sono uno del sud, ragazzi. Chi meglio di me lo sa, la mattina io vedo tante persone, speriamo che la Madonna, Padre P mi fa grazie, mio figlio non sta bene, Padre P mi ha da fare sta buono, Padre P è qua. Cioè qua si dimenticano di Dio, qua parla di santi, specialmente nel sud Italia, ragazzi, i santi sono proprio una cosa che fanno feste sacre in onore di tutti i santi. Quante volte ho fatto vedere pure il video, fanno la processione di San Francesco e fanno la processione di Padre Pio, prendono queste statue e girano per il paese, per la città. Quelle sono immagini sacre, non dovrebbero essere fatte, quindi non fare idolatria. Quindi tu stai venerando un'altra cosa, una cosa di ceramica, una cosa di gesso, come pure le foto. Noi facciamo, abbiamo le foto di Gesù a casa, ma quello non è Gesù. Anche perché la vera faccia di Gesù e di Dio, ragazzi, nessuno la sa. Quindi non stiamo venerando Gesù perché in realtà la faccia di Gesù non la sappiamo. La faccia di Dio non è come vediamo nell'immagine, quello, l'uomo bianco con la barba. Cioè è un po' tutto ridicolo. Però purtroppo le persone sono state, come ho detto, inculcate da piccolini. È come quando nasci in una famiglia di testimoni di Geova, ti inculcano a diventare testimone di Geova pure a te. E come i musulmani è la stessa cosa. Quindi se nasci in Islam diventerai musulmano. Se nasci in una famiglia di testimoni di Geova, rimarrai un testimone di Geova. Quindi dove stai, là, se sei evangelico, sono poche le persone che riescono a ribellarsi al loro destino, diciamo. Io ad esempio io mi sento cattolico, però certe cose della Chiesa io non le ammetto. Anche se in effetti se voi controllate ci sono stati molti preti che sono stati scomunicati
perché andavano contro il Papa, quindi dicevano guarda, sta cosa qui non va bene perché non è come dite voi. Quindi tanti preti sono stati scomunicati dalla Chiesa perché semplicemente stavano raccontando la verità. Sì, ma poi a parte che ognuno è convinto della sua, però se io devo fare l'interpretazione che Gesù dice che non si arriva al Padre se non attraverso il Figlio, quindi io mi attengo a quelle parole e non posso pregare nessuno, neanche la sua mamma o San Giuseppe e il suo papà, perché possa intercedere attraverso di lui per avere un miracolo. Quindi ha detto chiaro e preciso, non si arriva al Padre se non attraverso il Figlio. Quindi in nessun versetto della Bibbia c'è scritto di pregare altre persone. Anzi, veramente lui dice addirittura che io sono un Dio geloso, non avrai Dio al di fuori di me. Io sono un Dio geloso che castiga fino alla settima generazione. Quindi parole già dure così, quindi già lui ammette di essere geloso e non vuole che si preghi un'altra persona, un altro essere, un altro deo, un altro qualsiasi cosa che non sia il figlio. Quindi non è che l'ho scritto io, ragazzi. Se vogliamo interpretarla diversamente è un altro conto. Se poi ci vogliamo attenerci alle regole della Bibbia, allora è un'altra cosa lo stesso. Se poi ognuno, bravo, come dice, ognuno fa come pensa, allora è un altro discorso. Allora non so più religione, è come uno crede, è come uno vede. Però in effetti il fatto dei santi e delle immagini è vero, sta scritto sulla Bibbia. Non bisogna non farti immagini né di quello che sta nei cieli né quello che sta per terra. Quindi già questo nella Bibbia c'è. Il fatto di pregare solo a Dio c'è perché non si arriva da Dio se non attraverso il figlio e c'è. Quindi non l'ho scritto io questo. Quindi se poi vogliamo dire che è giusto pregare la Madonna, è giusto pregare i santi perché uno è la mamma, gli altri sono uomini di Dio, allora questo è un altro discorso. Quindi è un vostro ragionamento, è un vostro modo di pensare e allora è diverso, ma non sta scritto lì. Se poi voi pregate le statue, pregate le immagini, quando poi sulla Bibbia sta scritto l'incontrario, è una vostra interpretazione. Credete che in quell'oggetto che voi state pregando, che avete tutti quanti in casa, ci sia San Francesco, sia Padre Pio, ci sia la Madonna, ci sia Dio, sia Gesù. Già una cosa strana è che tutti quanti abbiamo in casa il Gesù Cristo in croce. In effetti tutti i Gesù Cristi sono falsati, anche perché Gesù è stato crocifisso con i polsi e non con le mani. Anche perché mettere il chiodo al centro della mano non avrebbe retto il corpo. Quindi già questo è un errore fatto milioni di anni fa. Quindi a tempo di Palestina la crocifissione avveniva nella vena, diciamo, del polso perché manteneva il corpo. Quindi, che vogliamo dire più, ragazzi? Come vedete ci sta una bugia, ogni pagina troviamo una bugia. Quindi, poi se uno vuole fare il cattolico di sua spontanea volontà e la vuole pensare diversamente, allora è un'altra cosa. E dice no, io voglio pregare Padre Pio perché Padre Pio mi deve fare la grazia, e lui chiama Gesù, Gesù chiama Dio. Allora questo è un altro discorso, ragazzi, io mica mi condanno, figuratevi, a me che me ne importa a finale. Io guardo solo quello che c'è sta scritto, se devo interpretare quelle parole, le parole vanno interpretate così, non mi puoi venire a dire no, perché il prete. Partiamo da questo che il prete è un essere umano, come pure il Papa. Quindi non è che sono solo perché è Papa vi credete che sia Dio. No. Specialmente poi tutti i papati che abbiamo, figuratevi. L'unico papa buono che ci è stato, diciamo, è durato 33 giorni. Giovanni Paolo I, Albino Luciano, è durato 33 giorni. Quindi che vogliamo dire? L'unico papa che voleva cambiare tutto il sistema l'hanno fatto durare 33 giorni. Poi morte naturale. Non si sa perché questo è morto, guarda caso.
Quindi ragazzi, allora, Luciani, sì, sì, io l'ho detto già, io avevo visto una confessione di un esorcismo in effetti di padre Gabriele Amort, che prima di morire, in quale il stesso il diavolo, che dice che era Satana addirittura, quindi erano legione, cioè erano tanti di loro. E in effetti tra tutti questi qua ci stavano i più forti, Belzebù, Satana, Lucifero, quindi era una legione, cioè tanti di loro. Quindi mi pare che erano 7 di loro. E disse che la Chiesa ha portato più anime all'inferno che non tutto il mondo messo insieme. Quindi pensate un poco che dichiarazione fece, diciamo, il diavolo in persona diciamo, a Gabriel Amort, il famoso esorcista. Quindi durante, diciamo, un esorcismo, durante un combattimento contro, diciamo, il diavolo stesso disse, sai, uno del nome della Chiesa, io, dice la Chiesa ha portato più anime da noi che non tutto il mondo messo insieme. Quindi, vedete diciamo, diciamo che, vedete che cosa afferma questo? Quindi diciamo una cosa molto pesante, ma secondo me è pure vera. Anche perché la Chiesa tra crociate, inquisizione e le streghe ha fatto quasi un macello, ragazzi. Pensate che ci sono 14 milioni di morti uccisi in nome di Dio. 9 milioni sono le donne e le bambine uccise perché accusate di stregonerie e 5 milioni sono le crociate, dove le crociate sono servite solo a una cosa, a uccidere le persone che non erano cattoliche, a sequestrare tutti i beni che avevano queste persone. Quindi tutto l'oro, le case, i terreni di questi 5 milioni di morti sono tuttora, diciamo, del Vaticano, quindi sono in possesso del Vaticano, quindi il Vaticano ha rubato i beni di tutti quanti, quindi li ha condannati, li ha uccisi e ha sequestrato tutto quello che avevano, quindi se avevano, che ne so, 10 kg di oro, 20 case, li uccidevano e si prendevano, era della Chiesa, quindi tutto quello che vedete che la Chiesa ha è tutto quello che ha sequestrato, anzi sequestrato, si è appropriato in nome di Dio di tutti gli averi di questa povera gente che poi è stata uccisa pure. Quindi non solo è stato, come si dice qua a sud, cornuti e mazziati, cioè non solo sono stati uccisi, ma sono stati pure derubati dei loro beni. Quindi qua è un'espressione che si dice cornuti e mazziati nel senso che hanno avuto una doppia beffa in effetti, non solo l'hanno ammazzati per quanto gli hanno sequestrato tutto quello che avevano fatto durante la loro vita. Quindi uno che aveva 10 case, terreni, oro e tutto, arrivano questi, li uccidono a tutti e si prendono tutto. È proprietà dello Stato del Vaticano. Quindi ragazzi, di che vogliamo parlare per favore, dai. Potremmo parlare secondo me per 20 giorni, fare una diretta. Bravo, ma più candelabro. Io a volte ci penso ancora. Vabbè, ragazzi, vi auguro buona giornata. Qualche volta vado al Vaticano e dico, mi date un candelabro, gentilmente, a casa non ho la luce. Può darsi che me lo danno, dici, scusa, voi siete il Vaticano, no? Io dico a casa non ho la luce, quindi mi serve un candelabro. Così metto le candele o la luce in casa. Tanto voi fate bene al prossimo, dico che vi costa un candelabro, ne avete a milioni qua dentro. No, dico un candelabro così a casa metto le candele e faccio un po' di luce. E mo tu vorranno. Subito ti chiamano i carabinieri. Ah no, già va. Dice no, mi serve, io sono povero, quindi a casa non ho la luce, mi servirebbe un candelabro, così posso mettere due candele, così faccio un po' di luce in casa. Sai quando ci mettono? A chiamare i carabinieri, 2 secondi. Poi dicono che fanno del bene, a loro. Guardate tutti i preti, tutti belli ciotti ciotti, tutti con macchine di lusso, case. La prossima vita, ragazzi, se ci sta la reincarnazione, mi faccio prete, lo dico già da mo'.
Quindi se in un'altra vita, lo dico già da adesso, quando quello mi dice che vuoi diventare prete, se mi fanno la domanda prima di rinascere di nuovo e quello dice che cosa vuoi fare questa vita, o prevede. Vabbè ragazzi, ci sentiamo, va.